Had me in your possession. Had you swimming inside my affection. But with you I came second. So I cut off the connection. And now you're calling me. Holding your heart there inside your hands. You say I'm where you wanna be, but you're out of chances. Prima era più bello, prima c'era proprio il sole, era bellissimo, vabbè, pazienza, mi sono un po' persa. Siamo appena stati al bar, io dovevo andare in bagno, ho bevuto un cappuccino. Quanto è costato il cappuccino qua? 1,70 € e la Coca-Cola 2,50 € solo. Cioè, sì, vabbè, a Roma costava un patrimonio una Coca-Cola, 5 € anche, 4,50, 4. Vabbè, allora quest'anno c'è da dire che questa fiera è veramente ridotta rispetto al solito. Mancano tantissimi banchi, una miseria, veramente una miseria. Infatti ho sentito la mia amica prima e mi ha detto ma quest'anno, stamattina ho fatto il giro, ma ci sono veramente pochi banchi e abbiamo fatto 3 giri e poi siamo tornati a casa perché non c'era niente da vedere e in effetti non c'è tanto. Adesso andiamo qua via dal banco delle frittelle, che ce ne sono 2, uno di là all'inizio del paese e uno di qua in mezzo al paese, e noi andiamo qua via come l'anno scorso. Sono le 4:30, mi sa di sì, questa è la mezza. Vabbè, niente, facciamo 2 passi. Il gettone alla mano ragazzi, perché si riparte. Che bella la luna lì. Bello. Andiamo verso la macchina. Perde continuamente il fuoco sto telefono. Beh, qua siamo in piazza. Si sta svuotando tutto. Stanno iniziando a mettere via, che ormai a quest'ora. Però sì, quest'anno un po' una delusione rispetto secondo me sì, ieri siccome era brutto tempo tanti banchetti hanno preso e se ne sono andati e non sono più tornati molto probabilmente. Vabbè, pazienza. Da notare 2 frittelle da portare a casa e c'è il mio nome perché sono le frittelle di zia Marina, cioè il banchetto si chiama zia Marina e anche l'anno scorso avevamo preso sempre lo stesso banco, però hanno il mio nome e un sacchetto personalizzato. Non è vero, ma facciamo finta di sì, dai. Adesso andiamo verso la Jeep. Si sta colorando il cielo un po' rosato, fresco però qua, adesso si fa fresco. Inizio a ghiacciarmi un po' il naso adesso e le orecchie. Non ho portato niente da mettere sulla testa, però ho il cappuccio in realtà, può andare bene anche solo quello. Adesso questo che negozio è? Qua hanno questo negozio che non sono mai entrata, c'è anche a Calalzo. Prodet si chiama, voi l'avete mai visto, sentito? Prodet si chiama. È un negozio tipo, no, tipo Lidl, quei negozietti discount, ecco. Penso sia anche conveniente. Non sono mai entrata. Had me in your possession. Had you swimming inside my affection. But with you I came second. So I cut off the connection. And now you're calling me. Holding your heart there inside your hand. Oh, non si vede niente. Stradina alternativa, stiamo tornando a casa, sono le 6:38 e siamo stati dalla mia amica, quella delle gemelle, e siamo andati a trovare lei e suo marito, insomma, e le bambine, e adesso andiamo a casa.
Questi due sono dei pestiferi. Allora, Pippo l'ho messo su io perché Peppe era là dentro e Pippo non riusciva a passare, andare su. Adesso Peppe è uscito dalla casetta, però non so che intenzioni abbia. Ecco, ecco, sei tranquillo adesso. Hai tutta la casa tua, tu è per te. Tutto tiragraffi tuo. Peppe, sei un po' furbetto, eh? Tu sei un po' furbetto. Niente, adesso vado di là a chiudere la finestra del bagno perché è ancora aperta. Oddio, è ancora aperta. Vado a lavarmi i denti e vorrei andare a letto presto. Il punto è, mamma mia, se mi vedete unta è perché ho la crema. Vorrei andare a dormire solo che ho mangiato tardi e quindi devo aspettare ancora un po'. Niente, prima la mia amica mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto che sono stati molto contenti che siamo andati a trovarli, ma eravamo lì, cioè eravamo a 5 minuti di macchina, quindi l'anno scorso non eravamo andati perché le bambine intanto erano più piccoline, avevano orari diversi e perché Franz era tanto stanco l'anno scorso. Poi lì era successo che suo papà era stato male 2 giorni dopo, no, 2 giorni dopo no, qualche giorno dopo, poi lui si era fatto male, aveva avuto l'infortunio sul lavoro, quindi l'anno scorso non eravamo andati poi a trovarli, e invece quest'anno siamo riusciti e eravamo lì, quindi, cioè, andare lì e non andare a trovar loro, che sono a 5 minuti di macchina, cioè... Per il ritorno abbiamo fatto una strada diversa, nel senso che invece che passare per il centro, no, il centro, sulla strada principale, abbiamo fatto tutta una strada nel bosco. Abbiamo fatto una strada un po' alternativa, perché ci hanno detto invece che passare di là, passate per di qua. Quindi abbiamo fatto una strada un po' diversa. E niente, dai, comunque niente, vado in bagno, chiudo, mi lavo i denti e siccome ancora ho mangiato troppo tardi, devo stare ancora un po' alzata, così ne approfitto per fare un po' ancora fuoco e scaldare ancora un po' la stanza. Uno di questi giorni poi andremo a Belluno perché? Perché ho i punti dell'Old Wild West che mi scadono e quindi bisogna andare a utilizzarli perché ne ho tanti, ne ho quasi 5.000 e li ho accumulati in un anno, li ho accumulati. Non ci andiamo spessissimo all'Old Wild West, però quando eravamo andati a Roma era praticamente c'era l'offerta che ti davano il triplo dei punti, quindi in una sola volta me ne hanno dati 900 qualcosa, e quindi cioè, sono andati su tanto, no? E quindi per non buttare questi punti, che comunque ti danno anche un bello sconto, puoi convertirli e avere anche lo sconto, tipo 20 euro di sconto, eccetera, e ho deciso uno di questi giorni di andare. Dopo la vacanza di Roma faremo ancora un weekend fuori per quest'anno e poi se ne riparlerà il prossimo anno e andremo a Jesolo, ormai è la seconda casa quella. Andremo a Jesolo e per la prima volta, siccome poi per qualche mese non usciremo, per la prima volta ho prenotato un hotel 5 stelle e non la stanza semplice, no, ho prenotato una stanza panoramica ed è così. Ho detto ci regaliamo un weekend, ma che sia un weekend fatto come si deve in un hotel 5 stelle. Poi ho scelto questo hotel 5 stelle perché comunque è aperto da poco, da pochi anni, e la colazione è fino a mezzogiorno. Il check-out è fino a mezzogiorno, quindi non devi far tutto di corsa alle 10 lasciare l'hotel. Puoi stare fino a mezzogiorno in hotel, quindi ho detto wow, cioè scelgo questo. Poi ho visto questa stanza qui panoramica, costa un po' di più, però posso dirvi cosa, che costa quanto la prima notte nell'hotel a Roma. Quindi siamo là come prezzi, però questo è un 5 stelle. Non è il 4 stelle che sembrava un 3 stelle.
perché credetemi, se io vi dico che quello non era un 4 stelle, non era un 4 stelle, cioè non è che io parlo così a caso, quello non era un 4 stelle. Io non lo consiglio quell'hotel, se qualcuno vuole provare ad andarci lo stesso, libero di farlo, ma io non mi sento di consigliare quell'hotel per soggiornare a Roma. Se è per una notte magari potete anche prenderlo, ma non per più di una notte. Non lo consiglio assolutamente. Non ci ha dato il senso di vacanza quell'hotel. Ci ha dato... cioè non avevamo voglia di tornare in stanza, capito? Non ci ha dato la sensazione di essere in vacanza. Ed è brutto quando è così, perché sei in vacanza, però manca quella comodità, quel qualcosa in più che ti fa sentire veramente in vacanza. Ecco, quell'hotel non ci ha dato questa sensazione, quindi io anche per questo non lo consiglio. Sì, hanno tante cose da migliorare, assolutamente. So che in questi anni hanno fatto diversi lavori comunque, ma lì sarebbe proprio da ristrutturare tutto l'hotel, proprio tutto. Vi ho spoilerato questa cosa dell'hotel 5 stelle, io adesso vado in bagno, faccio le mie ultime cose e poi mi rilasso un pochino col giochino e devo anche mettere fuori Bue. Sta dormendo nella cuccia dentro in casa, cioè all'entrata di casa, ma devo farlo uscire. Solo che mi dispiace perché fuori è fresco stasera, è freddo più che fresco e mi dispiace tanto farlo uscire, però non può dormire qua tutta la notte. Non è un gatto abituato a stare in casa, non lo voglio abituare a stare in casa assolutamente. Io sono molto chiara e ferma su questa cosa, non voglio più animali in casa. Andati via loro due, basta, non voglio più animali, almeno per un periodo. E quindi anche con Bue lo coccolo, faccio tutto, però deve vivere di fuori, perché io non voglio prendermi di nuovo un altro impegno, perché vuoi o non vuoi gli animali sono impegnativi e io adesso come adesso non voglio avere più impegni.